Questo è il raduno medievale organizzato dalla Proloco di Due Carrare. Ci troviamo al castello di San Pelagio. Nel Medioevo la cavalleria assume un ruolo da protagonista, con l'introduzione della staffa e armature sempre più sviluppate. Una carica a ranghi serrati rappresentava una forza devastante e spesso decisiva in una battaglia. Gli eserciti contavano sulla forza di piccole unità di cavalieri, addestratissimi, costosissimi e appartenenti alla nobiltà feudale, molto potenti in un'epoca di stati poco centralizzati. In un esercito medievale, nonostante l'importanza dei cavalieri, la maggior parte dei combattenti era a piedi, spesso contadini reclutati equipaggiati di picche o con armi improvvisate, che usavano per difendersi dalla cavalleria, disponendosi inquadrato in cerchio impedendo ai cavalli di caricare, disciplina e coraggio permettendo. La fanteria normalmente era scarsamente protetta, rendendo i fanti vulnerabili al tiro di arcieri e balestrieri. Gli eserciti per mantenersi prendevano tutte le risorse disponibili sui territori attraversati, dal cibo alle materie prime. Per questo ed altri motivi si preferiva scendere in campo durante la bella stagione. Il saccheggio di per sé era spesso l'obiettivo di una campagna militare, sia per catturare risorse che per danneggiare il nemico. La fame e le epidemie erano parte della guerra. Spesso un assedio si poteva concludere quando uno dei due schieramenti subiva la fame o un'epidemia. Gli accampamenti medievali, soprattutto quelli di eserciti impegnati in assedi, erano un microcosmo di attività di ogni tipo, e grazie a rivocazioni storiche come questa è possibile riviverne le atmosfere. Si ringrazia per le riprese aeree come i gabbiani.